grazie di questa intervista, per dire che l'11 dicembre noi saremo a Trieste proprio per chiedere risposte all'assessore Amirante che non dà alcuna risposta. Ce lo aveva espressamente dichiarato in diretta qualche giorno fa con tanto di cartello e così è stato. Matteo Mansi con il suo circolo insieme a Europa Verde è andato puntuale l'11 dicembre in mattinata in presidio davanti al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, dove hanno ancora una volta sollecitato l'assessore Amirante a risolvere la questione della dismissione dei 5 passaggi a livello che spezzano in due la città di Udine. Dopo 3 anni senza una concreta evoluzione dei fatti, a loro dire, la situazione è peggiorata al punto tale che il gruppo ha manifestato per soluzioni immediate, senza le quali i responsabili politici dovrebbero fare un passo indietro. Con gli amici con i quali ci siamo recati a Trieste per dire che cosa? Che ancora una volta continua il bluff per quanto riguarda la dismissione dei passaggi a livello e oggi abbiamo avuto la testimonianza che la stragrande maggioranza non sa di che cosa stiamo parlando. Tanti non conoscono la tratta interrata se non per sentito dire, se non per voci e quindi ancora di più siamo convinti di questa colossale presa in giro e dunque invitiamo l'Amirante e tutti i consiglieri regionali l'11 gennaio alle ore 10 sul cavalcavia Bearzi per capire finalmente cos'è questa tratta interrata e per capire che i treni passeggeri possano transitare da domani in trincea. Quindi si faccia quello che si deve fare. L'invito è piazzato precisamente a un mese di distanza. Vedremo se l'Amirante risponderà.